Un'altra puntata di A Tutto Campo Estate, eccoci qua a Lignano Pineta e adesso saliamo al chiosco 3 per raccontarvi anche la nostra collaborazione con Pineta Beach, Pineta Bistrò, da dove abbiamo raccontato anche d'estate il calcio dilettanti, ma prima andiamo con la sigla e poi tanti argomenti in questa puntata. Partiamo! Tutto campo non sta mai calmo, tutta rovina. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutta rovina. A tutto campo c'è tutto l'anno e fai. Noi dobbiamo ringraziare Pineta Beach e il chiosco 3 che ci ha ospitato in quest'estate e ci continuerà ad ospitare. Allora siamo con Albano che gestisce proprio qua il chiosco 3. Albano, ci avviciniamo a Ferragosto, che settimana sarà per voi? Tremiamo, siamo già pronti, tremiamo, siamo pronti per i fuochi, l'incendio del mare del 16 sera, il 15 lasciamo che si divertano a Sabbia d'Oro e il 16 tocca a noi. Insomma, cerchiamo di organizzare la serata qui con una bella cena, tavolino bello, un bel menù, sponsor nonnino e via. E vi lasciamo liberi ognuno al suo tavolo. 16, grande serata qua. Ancora a posto? Non vorrei fare un overbooking, ma insomma, tentiamo di essere, siamo già bene, insomma, un centinaio di persone, siamo tutti qua. Se qualcuno è ancora curioso, provi a chiamare. Per chiamare non si sa mai, se c'è qualche spostamento. Però qua al chiosco 3, ovviamente questa è un'estate caldissima, andrà avanti ancora a lungo, però speriamo in un pochino di pioggia che rinfresca. Un notturno. Un notturno ci sta benissimo, di giorno vogliamo sudare ancora. Siete al chiosco 3, ovviamente al mattino, a pranzo si può mangiare, si può passare il tempo tranquillamente, c'è sempre un buon menù a disposizione, ma poi la sera qua si trasforma nel Pineta Bistrò. Raccontaci un po'. C'è un cambio d'abito, quindi di giorno siamo chiosco, però siamo l'unico chiosco di Pineta con un ristorante vero, quindi potete venire a mangiare uno spaghettino alle vongole, una tartare con avocado, salmone, eccetera, eccetera. Poi ci sono comunque, come tutti i chioschi, abbiamo il nostro toast, il nostro club sandwich, le patatine fritte, tranquilli. Poi la sera aperitivino, mentre fate l'aperitivino noi vestiamo il locale in un'altra maniera, gli mettiamo un abito un po' più finetto e possiamo mangiare un menù particolare con dei ottimi risotti con gamberi e agrumi, oppure con delle tempure di gamberi o delle tartare di tonno, delle ricciole. Insomma, abbiamo un menù piccolo fatto bene, due buoni cuochi, uno autoctono e uno di Brescia, che baruffano ma vengono fuori delle cose meravigliose, quindi dico perché no, veniteci a trovare, siamo qua, se vi aspettiamo ancora fino a fine mese sicuri, poi se il tempo tiene possiamo prolungare, non c'è problema. Tutto agosto, quindi potete venire, chi non l'ha già fatto, a passare una bella serata al Pineta Bistrò. Noi ci ritroveremo Albano il 25 agosto con la presentazione del Brian Lignano dell'amico Marino Scudeler proprio qua, come da tradizione, al chiosco 3, anche in quella serata vestiti a festa. Siamo qua, aspettiamo Marino che ci presenterà la sua nuova stagione, non vediamo l'ora, penso che ci divertiremo anche quella sera, deve essere una cosa simpatica, i ragazzi sono carichi e siamo qua, gli daremo da mangiare, bevremo una piccola cosa e poi dai. E poi ci divertiamo. Musica e via, e divertimento. Io vi ringrazio ancora e proprio come da tradizione noi lanciamo i nostri servizi qua da questa bellissima location in una puntata dove Albano devo dire che porterò i nostri telespettatori in diverse location, perché andremo a Carlino, la Valle dell'Ovo, una serata molto bella, andremo a Muggia. Io d'estate mi diverto così. No, ma ci mancherebbe, abbiamo una regione meravigliosa, cioè usiamola tutta, no? Facciamo conoscere a chi non conosce le perle che abbiamo, ci mancherebbe altro. Da Lignano a Muggia, quindi dal chiosco 3 qua, dal Pineta Bistrò, la sera vi invito a venire a trovare Albano. Noi adesso appunto andiamo a parlare di una presentazione, aspettando quella del Brian Lignano, andiamo alla Valle dell'Ovo a raccontarvi la serata di venerdì scorso. Si è presentato il Charlins Muzzane. Si apre la stagione del Charlins Muzzane, si apre in Valle dell'Ovo, presidente Vincenzo Zanutta, in una serata splendida, in una location bellissima, ovviamente siete a casa. Credo che questo momento
Poi parleremo del passato, del futuro, ma questo è sempre un momento bello per te e per la tua realtà. Sì, intanto non ci sono i risultati che ti fanno piangere, no? E quindi parti da un presupposto che c'è solo l'obbligo di far festa, di trasmettere positività, di trasmettere tutti i valori del calcio e trasmetterli in maniera propositiva e energica a tutti quelli che sono gli amici, simpatizzanti, coloro che desiderano venire ad ascoltare quattro parole che sono magari anche scontate, banali, che si ripetono in ogni campo, in ogni situazione, che però detti e realizzati assieme a un bicchiere di vino, in compagnia, cercando di far festa, secondo me rappresentano un momento importante per iniziare bene una stagione calcistica. Anche per quello che poi è l'obiettivo tuo, mantenere, condividere insieme ad un territorio qualcosa al di là del risultato. Esatto, tante volte, come giustamente hai sottolineato, oggi non vince e non perde nessuno, oggi siamo qua per il puro spirito di aggregazione, il puro spirito di territorialità, per dare veramente un segnale importante che è vero, siamo sempre votati alla vittoria, siamo avviliti quando non vinciamo, ci arrabbiamo se magari qualcuno ci critica di più, ci critica di meno, siamo sempre alla ricerca del miglioramento, ma la festa di oggi rappresenta che non siamo solo quello. Siamo delle persone che vogliono vivere in un ambiente sociale, in un ambiente festoso e vogliono trasmettere questo valore di gioia, che secondo me è uno dei valori che il calcio deve trasmettere. Questo valore di gioia lo trasmette in questa giornata in maniera totale, proprio perché qua oggi non vince e non perde nessuno. Spero veramente che siano presenti i miei 4 avversari della Serie D, perché li ho invitati, ho invitato tutte le squadre che volevano venire anche con la compagnia di Latte Miele di Radio Gioconda che mi accompagna in questo evento, invitando tutti quanti, tutti quelli che vogliono passare una giornata di festa in questa azienda, e soprattutto le mie 4 squadre avversarie le ho invitate, spero ci siano, mi hanno confermato che verranno, perché questo è un altro segnale importante che il calcio deve dare. Facciamo la partita, vinciamo, perdiamo, dopodiché la nostra amicizia, il nostro stare assieme deve essere rafforzato e deve essere sempre più positivo. Forse anche il ruolo di imprenditore ti porta a fare ragionare così, Presidente. Sì, commerciante tu volevi dire, no? Perché i commercianti devono stare sempre e comunque con tutti. Anche quella figura di sentirsi, al di là del risultato, leader, perché da tanti anni che comunque, professionisti a parte, il Charles Muzzane è lì a dare un segnale e questo non ve lo toglie, perché poi parliamo dei risultati, ma essere leader di voglia di emergere, di fare i protagonisti in un mondo, quello difficile, che comunque è difficile, quello dilettanti, quello l'hai sempre voluto. Sì, diciamo lo spirito di migliorarsi giorno dopo giorno, lo spirito di provare a lasciare un segno in un territorio e oggi in una regione è stato sempre nelle nostre corde, nelle mie corde e nelle corde di questa società che ha voluto sempre recitare un ruolo in qualsiasi categoria sia stata. Oggi è il 10° anno, celebriamo l'ingresso al 10° anno di Serie D, che non è una banalità nella storia regionale. 10 anni di Serie D consecutivi, non ce ne sono molti stati che ne hanno portati avanti, c'è stato sicuramente qualcuno, ma ce ne sono stati sicuramente, non ce ne sono stati tanti, e questa voglia di continua ricerca del recitare un ruolo importante che hai sottolineato c'è sempre stata e continuo a confermarla. Ecco, parliamo però della squadra, ha presentato una squadra che ha mantenuto alcuni elementi, che come spesso è accaduto propone elementi di novità, e da questo punto di vista a livello di mercato nomi anche quest'anno importanti che giustamente ad agosto fanno sognare. Sì, anche quest'anno siamo partiti da uno zoccolo consolidato con una decina di giocatori confermati. Abbiamo cambiato il mister in primis, che non è di poco conto nell'osservazione di una rotta di una squadra, e siamo intervenuti sul mercato come al solito, cercando il meglio
che possa andare su questo giocatore, su questo tipo di allenatore, e che possa essere amalgamato in una rosa che possa chiamarsi squadra. È logico che in agosto, io dico, i campionati li vinciamo sempre tutti, e perché tutti pensiamo di prendere il meglio, tutti cerchiamo di prendere il meglio. Oggi dico che dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, perché alla fine purtroppo abbiamo dimostrato in questi anni che errori li abbiamo compiuti, ne abbiamo compiuti diversi. L'esperienza deve portarci a sbagliare di meno, perché se non correggiamo gli errori si persiste e via dicendo. Quindi io mi auguro veramente che le persone che arrivano a Carlino, oltre a essere persone umane che abbiano una loro etica morale importante, abbiano quel senso del dovere, quel senso del lavoro e quella voglia ad arrivare ad un obiettivo finale importante che abbiamo cercato in questa campagna acquisti. Ecco, al di là delle qualità del tecnico, la sua capacità di far giocare che abbiamo visto Lignano, credo che questa mentalità ce l'abbia tutta. È una delle prime cose che ha detto Zeno Roma, al di là di tutto del suo ex allenatore in questi anni. Lo ha voluto sempre sottolineare, la cultura del lavoro. Sì, lo ha dimostrato anche nel ritiro e lo sta dimostrando giorno dopo giorno. Un martello pneumatico, è uno che entra nelle mie corde a pie pari, e questo è stato il primo aneddoto per cui ho scelto Moras per questa stagione. Appunto la determinazione e la cultura del lavoro è fondamentale oggi per raggiungere determinati risultati, che si lavori, nulla capita per caso, nulla nasce dal nulla, bisogna costruirlo, e per costruirlo bisogna lavorare, alzarsi la mattina con determinazione e mangiare pantano. Questo me l'ha trasmesso Moras ed è stato il primo dei motivi per cui ho scelto Alessandro come tecnico del Cialismo Zane. L'altra motivazione che però ho scelto Alessandro è stata quella sensazione che mi ha dato che ormai io è tanti anni che dico che voglio vincere, e quindi qualsiasi affermazione, qualsiasi cosa dica, è scontato che io voglia vincere. Però ogni anno ho tutto da perdere partendo in questa sfida. La mia sensazione è che anche Alessandro, accettando Carlino, invece di accettare piazze più comode e con stimoli comunque importanti ma meno rischiose, abbia fatto questa scelta di aver tutto da perdere a venire a Carlino. Se vince verrà consacrato come un allenatore che nessuno ci è arrivato a Carlino, e quel percorso di crescita che ha fatto a Lignano e nelle società precedenti, da quelle giovanili in su, si trasforma in un qualcosa di veramente importante e gli dà una visibilità che potrebbe lanciarlo veramente in diretta nei professionisti. Gli dà una sorta di patente ulteriore. Viceversa, se non arriviamo nell'intento, alla fine anche lui rischia di cadere nell'anonimato e dire è uno dei tanti bravi allenatori che continuerà a fare il calcio dei dilettanti. Vincenzo, te lo devo chiedere, ma stavolta secondo o ottavo non è uguale? Diciamo che quest'anno, se siamo secondi e ottavi o terzi a 15 punti, non dirò che è la stessa cosa. Spero che quest'anno si arrivi veramente a una piccola riforma di questa categoria che permetta una crescita nei playoff, perché quello è il vero problema. Perché alla fine altrimenti a metà campionato, come l'anno scorso, quando il Treviso ha cominciato ad avere 15 punti di distacco, sbagliando abbiamo mollato, perché se tenevamo duro abbiamo visto il Chioggia che gli è andato vicino nonostante fosse addirittura più lontano di noi a un certo punto della stagione, quindi coi 3 punti tutto può succedere, e quindi è stato uno degli errori che ho commesso io in primis l'anno scorso. Sicuramente non mi sentirete ripeterlo quest'anno. Vincenzo, è stata una brutta stagione l'anno scorso o no? È stata una stagione strepitosa fino a novembre, dopo abbiamo rotto tutti e gli alibis hanno prevalso su il rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione ai problemi nati. Ci siamo creati l'alibi e l'alibi è andato a buon fine, nel senso che abbiamo mollato tutti, quindi
la seconda parte della stagione ha distrutto quanto di buono avevamo costruito nella prima parte. Poteva finire non da vincenti, ma non doveva finire così il girone di ritorno. Credo che Vincenzo Zanuta non si tiri indietro al gioco dello slogan, no? Anche perché ormai sa che qualsiasi cosa dirà, qualcuno prenderà quello slogan e lo utilizzerà a suo modo, a suo piacimento. Anche se non fu solo lui a fare slogan importanti. Però l'anno scorso per me è completamente travisato quei 102 punti che erano una semplice battuta e non certo una convinzione. Ma al di là di giocare sullo slogan, qual è la cosa che vuoi dire davvero di questa stagione che sta per partire? Cosa vuoi dire ai tuoi ragazzi, alla tua squadra, ai tecnici, alla gente? Ma quest'anno secondo me è giusto fare un discorso di cuore. Dobbiamo essere uniti tutti, dai giocatori ai tecnici ai tifosi, e cercare di sostenere la squadra in una maniera compatta e coesa. Tutti dobbiamo essere orientati al risultato finale, e per orientarci al risultato finale bisogna tutti alzarsi con convinzione e determinazione per portare la barca a quel porto a cui tutti desideriamo. Non penso lancerò slogan quest'anno, perché andare sopra i 102 punti vorrebbe dire andare all'arroganza pura perché alla fine è ovvio che i miei slogan, quelli di mio fratello del Zero Alibi dell'anno precedente di 102 punti, sono slogan che servono per far chiacchierare e sorridere la gente. I miei obiettivi sono chiari e limpidi, e come sempre sostengo che gli obiettivi devono essere dichiarati e non possono essere, perché dire che vogliamo far bene non è un obiettivo, non è una scaletta da proporre. Dall'altro lato questo dichiararsi apertamente ti può far sembrare arrogante. Io quest'anno vorrei trasmettere qui in questa serata un messaggio di umiltà che dobbiamo avere tutti in questa fase di partenza, dove potrebbe farci esaltare in maniera importante nel finale. Quindi partiamo molto umili per diventare grandi in una fase finale. Come dire, Presidente, insomma, non serve aggiungere altro, sapete cosa voglio. Sicuramente quando voi andate a chiedere gli obiettivi all'Udinese per l'anno prossimo, Pozzo dichiara: mi piacerebbe andare in Champions un anno mi piacerebbe andare in UEFA e via dicendo. All'Inter, alla Juve nessuno chiede l'obiettivo, perché l'obiettivo è semplice e lineare. Io anche questa volta posso sembrare arrogante, però dal Charlins nessuno si aspetta altro che vincere il campionato. Io sono un guzziniano, se n'è andato Francesco Guzzini, te lo cito, dice: le cose andate sono andate e ho per unico rimorso le occasioni che ho perduto. Una canzone bellissima, che Canzoni Rosserieri fuori porta. E hai un po' questo rimorso, o adesso non pensiamoci e pensiamo alle occasioni che arriveranno? Sì, io cerco di guardare il passato per correggere gli errori che ho fatto. Quello che è stato, non si può correggere il passato, e quindi sono poco avvezzo a ricordare e a rimarcare le occasioni perse. Piuttosto cerco di capire quanti errori ho fatto e cerco di non rifarli nel futuro. Cos'è la cosa che ti dà più fiducia allora per il futuro? Il fatto che sempre di più società, tecnico, giocatori che abbiamo preso hanno un obiettivo comune e non solo dichiarato. Un giocatore che sei davvero contento, lo so che è brutto ma siamo in presentazione, c'è un nome che vuoi dirmi? Sono contento che è arrivato Cernis Muzzano. No, non voglio dire nessuno, perché sono contento di tutta la rosa che ho fatto assieme a Fiorin, e ritengo che c'è un elemento di base che la qualifica molto, anche questo, che è ancora più territoriale rispetto agli ultimi anni. Quindi oltre alla qualità abbiamo anche riportato molta territorialità a questa squadra. Abbiamo parlato di giocatori tecnici in questi anni, è un anno importante anche per il direttore Fiorin? È un anno molto importante anche lui non deve dimostrare, perché nella sua vita ha dato tanto, però anche lui nei grandi non ha vinto, e quindi adesso è lui
che in prima persona ci metta la faccia, e quindi il direttore sportivo deve assolutamente anche lui scrivere qualcosa nel suo curriculum come vittoria. È per questo che continuo a sottolineare il fatto che qua dentro, se non si verifica il risultato finale che tutti vogliamo, tutti hanno qualcosa da perdere. Grazie Presidente e buona serata e buon campionato. Grazie Massimo, e arrivederci sui campi, e continua a trasmettere la tua voce. Totie. Grazie Presidente. Grazie Mandi. Si riparte. Un anno fa mi dicevi che sarebbe stato bello ritrovarsi a maggio all'Argine, però secondo me è meglio ritrovarsi qua, lo trovo più intimo. Fra qualche mese qua secondo me ci starebbe. Ma se noi a maggio dobbiamo trovarci per fare festa, e la festa è solo una cosa in questo girone, in questo campionato, scegli tu la location, qualsiasi cosa va bene, credimi, non è un problema di location se dobbiamo festeggiare nel mese di maggio, speriamo di festeggiare nel mese di maggio, dai. L'anno scorso c'era questa speranza, la sentivo, per quello te l'ho citata per dirti, la speranza e la volontà del Presidente, lo ha detto, resta sempre quella, quando Cernís Muzzane riparte con quell'ambizione. Ma noi non ci siamo mai nascosti in questi ultimi anni, nel bene e nel male. Quest'anno siamo in grande compagnia Massimo, perché onestamente gli ho detto al Presidente, mi aspetto, non so stasera cosa dirà, perché i suoi colleghi presidenti ormai 4-5 hanno già detto che vogliono tutti vincere, e quindi bene, i campionati sono belli anche per questo Massimo. L'anno scorso siamo stati protagonisti per una parte importante iniziale del campionato, poi ci siamo allontanati per 1000 problematiche che non stiamo, chiaramente le abbiamo analizzate, e quest'anno chiaramente vorremmo cercare di stare attaccati o essere noi quelli che devono stare attaccati agli altri. Abbiamo fatto tutto per questa situazione, quindi vediamo da fare. È un progetto tecnico nuovo, perché comunque è un progetto tecnico nuovo Massimo, richiede un po' di tempo, ma in queste 3 settimane siamo molto soddisfatti. Senti Denis, ho chiesto al Presidente, te lo chiedo anche a te, è un anno importante anche per Denis Fiorin, non per la sua storia calcistica, ma all'interno del Cernís Muzzane. Sente anche Denis Fiorin che deve dimostrare che il suo percorso è quello giusto qua, oppure no? Certo, anche perché il passato che hai fatto nel calcio, come per i giocatori, per i dirigenti, non conta. Conta quello che fai oggi, conta quello che ottieni domani, quello che hai fatto prima te lo tieni, ti ha fatto arrivare, però io gli ho detto al Presidente, non perché la categoria dei dilettanti o della Serie D dove sono nato anni fa non mi piaccia, però a me piace andare dall'altra parte, non perché la conosco di più ma perché mi piace, e chiaramente la proprietà vuole questo. Poi per me è come ogni anno comunque un banco di prova, è ovvio che le responsabilità aumentano, perché il primo anno che sono arrivato il Presidente mi ha detto scrivi quello che vuoi sul foglio bianco per iniziare il progetto per professionalizzare la società. Ogni anno quello che gli si chiede lo sta aumentando, dalle strutture, dal modo di allenarsi, dallo staff, e quindi lui su questo non sta sbagliando nulla. Noi la parte tecnica in cui io mi ci vedo dentro, qualcosa si vede che abbiamo sbagliato in questi 24 mesi, e in questi 12 non possiamo lasciare nulla al caso. Sembrerebbe che rispetto alla stagione scorsa, per dire quest'anno non sbaglio, ci siano delle scelte chiare, aver cambiato un certo numero di giocatori e l'allenatore. Molte delle speranze ovviamente risiedono nella scelta di cambiare allenatore. Questo è quello che dice guardando uno dei cambiamenti principali. Ma guarda, non mi nascondo, gliel'ho detto all'allenatore, uno dei primi incontri che abbiamo avuto, il Cernís Muzzane aveva bisogno di Alessandro Moras e non Alessandro Moras e Cernís Muzzane. Ne sono convinto, non è uno slogan, l'ho detto da altre parti, l'ho detto al Presidente, perché è uno che forse ha più voglia di tutti, più del Presidente, di poter arrivare in una categoria da allenatore che lo potrebbe lanciare, e quindi ti dico, avevamo bisogno di una guida tecnica, fresca, locale, che è una cosa importante negli ultimi anni non abbiamo avuto, tutto lo staff uguale, e questa è una cosa, guarda, ho detto prima al tuo collega, ogni tanto quando parlano fra di loro io mi sento l'unico fuori da questa zona perché sono veneto, e quindi mi fa piacere. La prima volta che sono arrivato qua non era così, quindi dico, sarebbe veramente una cosa bella che proprio l'espressione del territorio dalla parte tecnica possa dare al Presidente Zanuta, alla famiglia Zanuta, quello che sta ricercando. Denis, buon campionato, ci vediamo in trasmissione quando inizierà tutto. Grazie a te, grazie.
Ho chiesto al presidente Zanutta se ci fosse un giocatore in questo mercato che particolarmente contento sia arrivato, lui non ha voluto nominare nessuno, allora facciamo noi, perché insomma comunque il ritorno di Davide Diav in Friuli Venezia Giulia è una notizia, è una cosa bella per te? Sì, sono contento, quello che volevo, riavvicinarmi a casa, venire a giocare comunque in una società ambiziosa, perché ho ancora voglia di dare, di fare, di avere degli obiettivi e tutto, quindi non c'era posto migliore e sono contento. Quel Charlis Muzzane che quando giocava in eccellenza iniziava la sua ascesa e adesso la vuole metterci il timbro con la vera ascesa, provare a fare quel salto di categoria che il presidente Zanutta cerca da 10 anni, no? Conosci benissimo questo club e quindi le aspettative sono altissime. Sì, l'obiettivo è inutile che ci nascondiamo, è quello di fare un campionato al vertice, poi sappiamo che non è facile, sappiamo che ci sono anche altre squadre attrezzate per farlo. Noi dal primo giorno che abbiamo iniziato a lavorare ce la stiamo mettendo tutta per provare a raggiungere l'obiettivo e speriamo di riuscirci. Forse Moras lo ricordavi da giocatore, che allenatore hai trovato? Sì, ci ho giocato contro, ne abbiamo parlato anche qualche volta in questo ritiro. Ho trovato un allenatore preparato, che ha voglia di dimostrare, ha voglia di insegnare, non ha voglia di perdere tempo, ha le idee chiare, cerca di trasmetterle al meglio, noi stiamo cercando di seguirlo, quindi penso che ci sono tutti gli elementi per riuscire a far bene, poi sta a noi riuscirci. Ecco. Senti la responsabilità di essere qua per il fatto che comunque arrivi da certe categorie, appunto sei un giocatore di questo territorio e sai anche che spesso chi arriva da certe categorie dopo anche qualche problema si dice magari scelga Carlino per svernare, passami questo brutto termine. In questo senso metto tutte assieme queste cose, senti la responsabilità di dimostrare diverse cose al di là del tuo brillante passato? Ma io penso di non dover dimostrare niente a nessuno, sono qua per dare il mio contributo, per fare bene e cercare di farlo con le mie caratteristiche, col mio modo di giocare. La responsabilità sì la sento perché comunque so di essere un giocatore importante insieme a tanti altri, però quello che magari che si può pensare o si dice mi interessa poco, nel senso che io so quello che posso dare, so perché sono venuto qua, so perché? Per provare a fare quello che vogliamo fare, insomma. Come stai, Davide? Sto bene, ho recuperato, mi sto allenando, gli infortuni me li sono messi alle spalle, quindi fino adesso va tutto liscio. Ecco. Come si vive dopo aver fatto quel tuo percorso straordinario, adesso tornare in Serie D, come l'hai vissuto, come hai anche maturato la consapevolezza che era questo il momento? Vabbè, diciamo che comunque questa è una società che cerca di mettere a disposizione tutto e si avvicina un po' a quello che è il professionismo, anche a livello di strutture, di persone che lavorano nella società e tutto, quindi diciamo che magari il salto l'ho sentito meno rispetto a magari altre, senza nulla togliere a nessuno ovviamente, ma altre squadre che magari per forza di cose sono un po' meno professionistiche, passami il termine. Quindi io l'ho vissuto bene, lo vivo bene, a 34 anni ho la consapevolezza, faccio le scelte sapendo quello che faccio, quindi non ho nessun contraccolpo, sono contento, ti dico la verità. Secondo te credo anche perché quest'anno oltre alle ambizioni c'è anche l'aria di un cambiamento, Moras e Visintin, due allenatori che hanno fatto benissimo, sono stati due grandi giocatori, al di là di qua si pensa sempre all'obiettivo, però c'è anche come poi si prova a raggiungerlo, lavorando, giocando, la voglia di giocare un buon calcio penso la sentiate, avete provato anche in questa fase, insomma giocate a 3 davanti, no? Sì, perché poi è quello che ci chiede il mister, come ti dicevo prima, noi dobbiamo cercare di fare nostri i suoi concetti, sicuramente a lui piace giocare, piace tenere la palla e questo ai giocatori piace perché correre dietro gli altri non è mai bello,
E quindi seguendo questa filosofia dovremo cercare di divertirci il più possibile e di vincere più partite possibili. Ritrovi anche Motta che nella Juniores, indimenticabile quel trio, no? con la Virtus Corn. Sì, abbiamo fatto, infatti non lo sapevo perché sapevo che era qua, però non sapevo che facesse gli Juniores e l'ho incontrato il primo giorno al ritrovo che ha fatto una parte di ritiro con noi e sono contento perché a parte che siamo un ragazzo straordinario, poi abbiamo parlato di quella Coppa Italia, è stato un bell'anno, lui mi ha insegnato un po' ai tempi quello che poteva essere, no? Un po' quello che poteva servirmi per fare un po' il salto di categoria e quindi io ho un gran ricordo di lui, sono contento di averlo ritrovato e sono sicuro che anche lui farà bene con la sua squadra. Anche lui ha vissuto il fatto di tornare, di chiudere nei dilettanti, ma chiuse con una qualità, un'intelligenza totale. Ecco, forse anche per te, a parte che la D adesso per com'è è sviluppata verso il professionismo, quindi il salto, come dici tu, non è sto salto, no? Però anche il fatto di tornare indietro per uno che ha avuto il tuo percorso, no? Che sa cosa vuol dire aver fatto la gavetta, penso le categorie davvero contino relativamente. Ma secondo me sì, perché appunto arrivato a 34 anni diciamo che sono contento del percorso che ho fatto e sono tornato a casa, ma non per tornare indietro, per continuare a divertirmi, per continuare a giocare perché ho ancora tanta voglia e quindi la categoria ad oggi non mi interessa, nel senso che mi interessa che si facciano le cose bene, che si provi a giocare ed è quello che cerchiamo di fare, quindi che sia Serie D o Serie C o quello che è relativo, non è quello che fa la differenza. E poi insomma l'abbiamo detto, giocate per un obiettivo che sarebbe storico, è importante. Un'ultima cosa, stasera vi presentate, siete tanti, non sei solo tu, c'è tanta qualità. C'è Tremolada per citare un altro con cui, che ha condiviso come te un percorso passato da Pordenone, c'è un gruppo anche davanti dove il mister ha scelta, quindi in questo senso siete una rosa completa. Della tua esperienza cosa porterai, cos'è la cosa che hai imparato di più in questi anni? Ma sembra scontato che però che il lavoro paga, che tutti in un campionato hanno il loro momento, che chi fa bene sono le squadre che riescono a stare sul pezzo con i 30 giocatori. Magari sono cose che si dicono, no? Che uno le sente e dice sì, sempre le solite cose, però la verità è che poi la differenza la fa magari chi in determinati momenti gioca meno e poi si fa trovare pronto nel momento in cui serve, perché poi alla fine è quello che fa la differenza in un campionato di 30, 34, 36, 38 partite, non so quante sono, sicuramente giocheranno un po' quasi tutti e se quelli che giocheranno magari meno saranno pronti nel momento in cui ci sarà bisogno, terranno il livello alto e magari non perderai punti perché magari manca il titolare tra virgolette e quindi è quello che poi fa la differenza, avere una rosa competitiva che poi alza anche il livello durante gli allenamenti, perché se siamo tutti bravi uno sa che se va piano magari poi non gioca. È quello, stare tutti sul pezzo e guardare all'obiettivo comune che è più grande dell'obiettivo di tutti noi singoli. Assolutamente. Davide, proprio flash, il fatto che qua hanno sbagliato in tanti, un giocatore quando arriva ci pensa a questa cosa o no? Io parlo per me no, nel senso che a me interessa poco quello che è successo in passato. Se stiamo a parlare degli anni scorsi e tutto, perdiamo energie, cose che non servono, quindi noi siamo partiti il 21 di luglio e da lì dobbiamo creare un'identità, un gruppo, quello che è successo prima non conta più, quindi andiamo avanti. Grazie Davide, buon campionato, ci vediamo ovviamente durante questa stagione, sperando sia una stagione importante per tutti. Grazie a te. Presidente Vincenzo Zanutta. Si presenta il Charnis Muzzane del presidente Vincenzo Zanutta che saluta la gente commosso. Trovare questa folla presente mi riempie veramente il cuore e mi emoziona. Parla con il cuore Vincenzo Zanutta
nella sua Valle dell'Ovo, che venerdì scorso è stata riempita da autorità, tifosi e simpatizzanti, ma parla anche con la solita sincerità. Gli obiettivi sono chiari, chiarissimi. Obiettivi chiari significa percorsi tracciati. Dire che vogliamo far bene è un non obiettivo. Alla prima squadra dico c'è solo un obiettivo di breve periodo. Non ci sono obiettivi di lungo periodo. 10 anni di Serie D. Per uno dice ci sono poche società che hanno fatto 10 anni di Serie D di fila. Io guardo il rovescio della medaglia, abbiamo fatto troppa Serie D. Dobbiamo cambiare area perché siamo troppi anni in questa categoria. E nell'indicare la rotta, il presidente fissa 3 concetti chiave per rendere questo 10° anno, come dice lui, stellare. Migliorare quello che è stato il nostro percorso di questi 9 anni e fare che di un 10° anno, di un 10° anno stellare. Dall'altro lato però il primo vocabolo sempre da tenere presente è il vocabolo umiltà. Il secondo vocabolo che costantemente ho osservato nei colloqui che ho fatto con i giocatori, nei colloqui che ho fatto col mister, è il vocabolo lavoro. Il terzo vocabolo dell'anno è sicuramente unione di tutti gli intenti nella stessa direzione. Noi dobbiamo volere con tutto noi stessi di voler arrivare in quel porto che si chiama Serie C. Se noi tutti assieme la penseremo in quella direzione, secondo me il porto lo vedremo molto da vicino e chissà che la fortuna ci aiuti, ci dia un'ondata anche che ci porti in porto prima. Grazie a tutti di cuore. Eccoci qua, seconda parte di A Tutto Campo Estate, dal chiosco 3 di Lignano Pineta. Come annunciato ci spostiamo in questa particolare puntata, dopo aver parlato del Cerlis Muzzane, della presentazione in Valle dell'Ovo, tra l'altro un Cerlis Muzzane che sta confermando tutte le cose positive in amichevole. Grande partita giocata anche col Pordenone, 2-0, un Cerlis Muzzane, quello di Moras, che si dimostra già convincente e dominante, no? Al di là che giochi con una categoria, con una squadra in una categoria diversa, ma si nota come questa squadra abbia già i giri giusti, e attenderemo poi la Coppa Italia e il campionato per vederla ancora più nel dettaglio. Questa squadra che promette bene. Tra le immagini che ci sono arrivate però c'è anche un'altra costante, abbiamo subito visto di nuovo una grande parata di Meneghetti, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione dell'eccellenza. Eccellenza che, come tutti gli altri campionati, partiranno, come la Serie D, partirà il 6 settembre, la Serie D ha già avuto i calendari, sono stati presentati, insomma, la prima giornata con la trasferta a Merano per il Cerlis Muzzane, che segnò forse l'inizio della fine dei sogni la scorsa stagione, quella sfida col Maia Alta Obermais. C'è poi da segnalare ovviamente l'ingresso della Triestina con la sfida con la Rocca Altavilla, la prima in trasferta. Una Triestina che, restiamo per un attimo in Serie D, ovviamente spera però di poter giocare la prima di campionato il 13 settembre in casa al Rocco. Abbiamo sentito il direttore generale Daniello. La Triestina si sta allenando qui sul campo di Mugello Zaccaria. Direttore, sono usciti i calendari alla prima in trasferta con la Rocca Altavilla, primo derby poi con il Cerlis Muzzane sempre in trasferta 27 settembre. Un commento su questo calendario? Intanto siamo contenti che finalmente si parla di calcio, quello vero, di programmazione, quindi già avere la settimana scorsa i gironi e oggi i calendari ti fa respirare aria sportiva pura, quindi ovviamente questo è un campionato, un girone dove ci saranno tanti derby, dobbiamo ovviamente affrontarle tutte, siamo pronti, siamo felici e speriamo sia un esordio soddisfacente già a cominciare dal 23 con la Coppa Italia. Con l'LME, la neopromossa, e tutti insomma guardano alla Triestina con grande curiosità. Dall'interno come guardate voi alla Serie D?
Ma un po' per scaramanzia, un po' per verità, insomma noi faremo un campionato, ecco, con una squadra competitiva, non abbiamo assilli di vittoria, sappiamo che nel girone ci sono squadre attrezzate sia per organico ma soprattutto per tradizione che possono ovviamente fare da protagonista, quindi anche noi guardiamo queste squadre con grande rispetto, siamo una triestina con un blasone, una storicità, ma ecco, come dicevo prima, la prima regola che ci siamo detti, che ci siamo dati appunto essendo anche dei retrocessi, rispetto e consapevolezza che questo è un campionato duro, un campionato dove bisogna mangiare pane e salame già dalle prime partite di Coppa Italia. Il tema è il classico cantiere aperto, no? Quando ci sono queste stagioni un po' particolari, o è un cantiere che è quasi chiuso? Diciamo che è un cantiere caldo innanzitutto, quindi è un cantiere che ovviamente fino alla fine del mercato è un cantiere che può presentare sempre delle opportunità, la squadra per la gran parte sia numerica che di ruoli è stata insomma composta grazie anche al grande lavoro che ha svolto il nostro direttore sportivo, coadiuvato ovviamente con lo staff tecnico, quindi diciamo che siamo lì pronti, vigili alla finestra per sfruttare eventuali opportunità che si potrebbero presentare. Come sentite l'ambiente di Trieste in questo momento storico? Allora, innanzitutto, come ho detto già in passato, il primo obiettivo nostro è quello di recuperare la credibilità di tutto l'ambiente. Per ambiente io parlo di tifoseria, istituzioni, imprenditoria e tutto quello che circonda il mondo triestina, quindi questo è il primo obiettivo. Stiamo vedendo che rispetto insomma, a qualche tempo fa un pochettino di fiducia si sta avendo, stiamo facendo dei passi, siamo anche consapevoli che i fatti eventualmente ci daranno ragione e i fatti ci diranno se questo che stiamo facendo e costruendo sia il viatico giusto per riacquistare quella, non dico definitiva fiducia dell'ambiente, ma quasi. Tema stadio cosa si può dire? Tema stadio stiamo lavorando grazie anche alla collaborazione delle istituzioni comunali, speriamo che questa settimana e quindi anche per l'avvio del campionato di avere delle buone notizie e quindi di ritornare nuovamente, anche se insomma non l'abbiamo mai abbandonato praticamente, ma sulla carta sì, di ritornare nella nostra casa, perché penso sia giusto e sia corretto, come ovviamente diranno e dicono tutti, che la Triestina debba giocare nella sua casa, che è lo stadio Nere Rocco. E quindi c'è la fiducia e la speranza di giocare a Rocco già a settembre? Assolutamente sì, grande fiducia e soprattutto speranza di giocare la prima, che ovviamente per i calendari di oggi si giocherà il 13, di giocare tra le nostre mura. Grazie. E a Muzza abbiamo seguito poi la presentazione della prima squadra del Muzza 1967 e quindi andiamo a sentire la nostra chiacchierata con il presidente Bertocchi, il direttore sportivo Rebec, insomma da Lignano, dal mare di Lignano al mare di Muzza, davvero scenari bellissimi come sempre, quindi godiamoci anche questa chiacchierata, parliamo di eccellenza, parliamo di Muzza 1967. Immancabile, amici di Tutto Campo Estate, l'appuntamento dal carnevale estivo di Muzza. Quarto anno che ho il piacere di presentare la squadra del presidente Bertocchi e del direttore sportivo Rebec, li ringrazio, e però l'accento tristino a me è possibile riesca, quindi ditelo voi dove siamo? Siamo a Muia, accento muggesano. Muggesano, scusa, Muiesano, e io figurati un carnico che prova a fare l'accento muiesano. Mare e monti, insomma, ci si trova bene. Ci si trova bene, esatto. C'è un buon feeling. Allora, grazie davvero, mi fa piacere ritrovarvi in un bellissimo contesto. Si presenta la squadra al suo terzo anno di eccellenza. Presidente, questo progetto che è partito dalla ripartenza del Muzza 2020, fusione con lo Zaule, è diventato il Muzza 1967, 3 anni di eccellenza, significa che è un progetto solido. Sì, certamente, 3 anni anche in una buonissima classifica, 2 anni fa siamo arrivati terzi, quest'ultima stagione un'ottima quarta posizione, perché comunque c'erano squadre importanti come Pordenone, LME, Monfalcone, Chions e Tamai, perciò, e quest'anno tenteremo di restare là, sempre fra le prime 5, le prime 4, magari speriamo di arrivare a qualcosa in più, però possiamo far molto bene, ottima squadra, e abbiamo anche dei giovani importanti e sono curioso. Secondo me l'anno scorso, figli del terzo posto e dell'arrivo di Ciriello, vi siete presi l'etichetta di squadra favorita o tra le favorite, e quindi
il quarto posto è stato un po' giudicato in maniera diversa. Quest'anno secondo me è diverso, Presidente, no? Perché in questa eccellenza restare in alto significherebbe tanto. L'anno scorso magari arrivare quarti con le ambizioni o le idee dell'inizio poteva sembrare tra virgolette anche poco. Quest'anno secondo me confermarlo sarebbe tanto, non so se sei d'accordo. Sì, concordo con te, confermarlo sarebbe tanto, però anche l'anno scorso ovviamente dopo il terzo posto, magari con l'arrivo di Cirillo, ma si pensava all'inizio stagione un po' di più, però comunque non avevamo messo nessun obbligo di vincere. No, nessun obbligo di vincere, ma comunque c'era il Pordenone, c'era, come ho detto prima, c'erano tante squadre all'altezza e perciò personalmente io sono soddisfatto del lavoro di Carola e del suo staff, perciò contento alla fine. Ma guardiamo il futuro. Prima però di guardare il futuro col direttore sportivo della squadra di questa stagione e l'estate ovviamente, no l'estate, abbiamo cominciato a maggio, subito dopo la partita con l'UFM a parlare con Ciriello in studio proprio a Tele 4, no? Cosa fa, dove andrà, e Marco lo sentivo ogni tanto, siamo anche visti, sì, può essere, mi diceva, chissà. Sei sempre stato tranquillo, restasse con voi? Sì, perché ho visto un ragazzo contento che ha trovato in Muggia, nei suoi compagni, nella cittadina, nei tifosi, un gruppo importante. E fatto sta che quando ha voluto decidere di restare con noi, la prima cosa che ha fatto è andato con la curva Rodolfo, quindi i suoi sostenitori, a fare i sì all'interno di un'osteria. Noi siamo un po' così, gente di mare, gente di osteria, ma gente che cerca di fare un calcio dilettantistico in maniera professionale, ecco. E quindi penso che lui questo l'ha apprezzato del lavoro che stiamo facendo. In questo calcio dilettanti dove il mercato però sembra quasi quello dei professionisti quando ti ci addentri. Sì, perché le squadre che vogliono far bene sono tante, c'è un mercato che gira spesso, noi abbiamo perso due giocatori secondo me molto importanti, uno Coffon, uno Spinelli, che sono andati alla corte di Mister Poceco e San Luigi, però siamo stati capaci di trovare dei buoni giovani, dei buoni sostituti, dei buoni giocatori, che quindi ci dà la sicurezza e la tranquillità di poter fare un buon campionato. Ecco. Questo Muggia ha i ritorni, sì, no? Le conferme e qualche innesto interessante, ma è proprio questo il tema. Le conferme, no? Beh, le conferme non potevamo che partire dal buon capitano, da Sergi Tobia, che comunque è un capitano storico ancora dello Zauli, che dà tutto se stesso per questa società e questi colori, e dopo Venturini ce ne sono tanti, lo schiavo Marco, che comunque 25 anni è come se avesse 40 di esperienza dietro in campo, c'è stato Zetto, Fede che comunque è rimasto, Ciri. Insomma, penso che sono andati via dei giocatori importanti, magari per motivi di studio, penso a Palmeggiano, penso a Botter, penso a Chiavon, che l'altro anno, ti ricordi come portiere pensavamo, invece ha dimostrato benissimo. Quindi, nonostante una rosa che è cambiata e si è modificata un po' in certi elementi, penso che siamo riusciti a inserirne di nuovi di buona qualità. Ecco. Parlavi del portiere, poi scegliete comunque un ragazzo come Iagus che ha fatto bene alla Trieste Victory, poi cercate anche qualche sorpresa e parlavamo di ritorni, penso che sia bello anche questo, le conferme e ritrovare giocatori, Dekovic, i gemelli Trebec. Ma ovviamente super felici del ritorno di Gabriele che ha voluto tornare con noi, soprattutto anche idolo della curva Rodolfo, anche i gemelli Treves, Marco e Filippo, sì, hanno fatto una buona metà stagione con il Trieste Victory Academy e giustamente adesso sono tornati con noi. Siamo contentissimi di averli con noi ancora. La curva Rodolfo citata spesso, no? È un elemento, no? Perché nei dilettanti comunque quell'entusiasmo, poi che siano in pochi, in tanti, non importa, ma c'è un'identità. L'identità e soprattutto noi nell'ambiente di Muggia, nel comune cerchiamo di dare proprio questo, di trasmettere un'identità, di far capire ai nostri compaesani che fare un'eccellenza è una cosa importantissima, che è un bel calcio, e anche quest'anno abbiamo visto infatti molti più tifosi che si sono avvicinati, abbiamo visto la tribuna sempre più piena e questo ha dato una soddisfazione enorme a tutti quanti. Per quanto riguarda Iagus, che mi dicevi prima,
Stiamo cominciando a collaborare un po' con i nostri vicini di casa, quindi con la TVA abbiamo fatto un discorso di crescita e con gli August abbiamo trovato un portiere che secondo me potrà darci delle soddisfazioni con questa stagione. Qualche anno fa, con la riforma imposta praticamente dal Covid, con la soluzione di emergenza dell'eccellenza addirittura a 2 gironi, c'è stato un momento in cui Trieste si era preso anche la scena con tante squadre, ci chiedevamo come potesse recitare Trieste un ruolo così impegnativo nel panorama dilettantistico. Qualche anno dopo, con un'altra riforma, quella studiata e che ne andremo a scoprire i frutti fra qualche anno, Trieste ritrova un po' una dimensione diciamo più adatta a se stessa, forse almeno nei campionati apicali. Torna un grande San Luigi che dalla Serie D se n'è andato, ma secondo me con l'idea di provare a tornarci. Dall'altra parte si perde il Chiarbola Ponziana ed è una macchia per un territorio, e lì vicino c'è questo Muggia, che quindi in tutto questo come si inserisce? Ma Muggia si inserisce come una squadra di un paesino, di una comunità unica, di un comune di 12.000 abitanti, che ha la fortuna di essere affacciato sul mare, che trova sponsor chi lavora nel porto, chi lavora all'interno della realtà industriale di questo piccolo spazio. Si colloca come una realtà che cerca di far bene, sempre più, facendo un pezzettino alla volta, cercando di crescere assieme al direttivo, insieme a tutte le persone che aiutano a far crescere questa società. Ecco, questo penso sia. Dove ci sistemiamo si vedrà. Quindi, perché ho citato San Luigi e Chiarbola Ponziana, 2 estremi, perché il calcio è questo, non è facile restare, lo ha dimostrato anche il progetto di Nordici, e poi non è facile emergere come ha fatto il San Luigi. Forse nel mezzo c'è Muggia che ha lottato anche per restare, per ripartire, e che prova piano piano a diventare sempre più ambizioso, Presidente. Ma sì, certamente. Poi San Luigi da 20-25 anni che Peruzzo sta facendo un ottimo lavoro, ma anche col settore giovanile e tutto, e perciò tanto di cappello. È un po' un riferimento. Sì, sicuramente, gli faccio ancora i complimenti per la sua annata l'anno scorso, che sono andati giù ma hanno fatto un ottimo campionato. Spiace tantissimo per il Chiarbola, perché alla fine io e Rebez ci abbiamo vissuto almeno 4 anni, lui da direttore sportivo l'ha portato in promozione, io da giocatore, perciò dalla terza alla promozione abbiamo fatto una bellissima scalata, perciò è rimasta nel cuore, no? E il Muggia invece piano piano, una società sana che comunque ci mette il cuore, come ha detto Rebez, ci mettono il cuore tutti i membri del direttivo, tutti i... Falla vedere, dai. Scusate, ma... Ciao. Saluta. Ciao. Come si chiama? Arianna. Arianna, ciao Arianna, insomma ci sta, un saluto. E perciò e poi tanto aiuto del paese, perciò che ci seguono, ci aiutano nelle sagre, tutto, perciò tanto cuore. Questo è bello, è quello che raccontiamo stasera con la presentazione della squadra, quello che nelle presentazioni si va a ripetere, l'impegno delle società, dei dirigenti, presidente, direttore sportivo, ma non solo, ci si presenta proprio per dire che con grande impegno, la giusta ambizione, ma con la voglia di rappresentare un paese, si riparte in un'eccellenza che è bellissima. Anche quest'anno siamo convinti che sarà un'eccellenza molto bella da raccontare, quindi la favorita l'anno scorso si diceva il Muggia, quest'anno non lo si dice più. Chi è la favorita allora? Pordenone come l'altro anno dal mio punto di vista. Pordenone e insomma Chions anche, gli acquisti che ho visto che ha fatto, insomma, potrebbe ambire ai primi posti. E occhio al Muggia allora. Il Muggia è lì, noi ci divertiamo, sai. Questo è giusto. Ragazzi, grazie davvero per questa serata insieme, in onda anche con lo speciale, con le immagini proprio qua dal carnevale estivo, ma siamo stati anche al campo a vivere un po' i momenti, l'allenamento. Una battuta, ecco, la scelta, perché poi anche questo è un tema importante, prima di salutarci, solo una battuta da entrambi, avanti con Carol, anche questa scelta, se mi dite perché? Perché personalmente ho notato che il lavoro che ha fatto con i giovani negli ultimi 3 anni è stato un lavoro importante. Fatto sta che un Spinelli che 4 anni fa nessuno sapeva chi fosse, oggi quest'anno è stato un pezzo pregiato del mercato.
per farti un esempio, ecco. Quindi so che lavorerà bene con i giovani nuovi che gli stiamo dando. Per me questa è la cosa importante, per noi, per la nostra società è la cosa fondamentale. Concordo, col DS sta facendo un ottimo lavoro con i giovani, con la squadra, allenatore comunque giovane, e lui col suo staff, con Gambino e con Mazzia, allenatore dei portieri, che sta facendo anche un ottimo lavoro. Ho visto Chiavon l'anno scorso, ho visto Suarez Diaz 2 anni fa, e siamo veramente contenti di come lavorano e spero che restino con noi il più possibile. Ecco, abbiamo detto anche questo, e a proposito di che ruolo interpreterà il Muggia, lo vedremo. Di certo l'anno scorso ha interpretato il ruolo di arbitro del campionato. Ma qualche soddisfazione ce la siamo tolta. Non so se abbiamo fatto un favore al Monfalcone oppure no, però ecco, questa è una domanda. Di sicuro Monfalcone non si aspettava che ci fosse un Muggia così. È stata una partita di rivalsa probabilmente quella, e ne ha fatto le spese di Monfalcone in quella giornata. Ecco. Però abbiamo riaperto il campionato, è stato più vispo fino alla fine, penso un'eccellenza così non si vedeva da parecchi anni. Ma sarà bella anche quest'anno? Sarà sicuramente bella, poi se la racconti tu. Troppo gentile, grazie. E Arianna, volevo chiedere se sarà bella l'eccellenza come Arianna. Può essere. Speriamo di sì, speriamo magari più buona di Arianna. Va bene, ci sta. Grazie ancora a voi, e noi continuiamo con la nostra puntata estiva, qua anche dal Carnevale estivo di Muia. De Muia. Carneval de Muia, ci ho provato. Dai. Continuiamo a parlare di Muggia qui dal campo. Mister Carola, siete ripartiti. Insomma, innanzitutto devo dire che è un Muggia che è ripartito dal gruppo, dalle conferme, partendo da te, a nomi come Ciriello, Sergi, Lo Schiavo e tanti altri. Siamo felici di questo, perché uno dei nostri obiettivi era quello di mantenere l'ossatura del gruppo, inserendo poi degli innesti di qualità, e quindi siamo andati sul mercato per cercare dei ragazzi che avessero determinate caratteristiche sia calcistiche che umane. Quindi siamo andati, diciamo, a segno su alcuni ragazzi che tenevamo d'occhio già da tempo, però la cosa più importante è aver mantenuto l'ossatura della squadra. Sì, perché può premiare questo in campionati che diventano sempre più difficili, no? Avere un gruppo che si conosce può dare quella continuità che serve. Sì, il gruppo ti aiuta, in questo caso i ragazzi mi aiutano già da parecchi anni, e quindi abbiamo già un lavoro che è già stato fatto. Non ti nego però che dobbiamo migliorare questo lavoro, dobbiamo integrare al meglio i nuovi ragazzi, che però mi stanno dando una mano incredibile già dal primo giorno, e quindi sono molto felice di questo. Ci siamo aspettati troppo dal Muggia l'anno scorso, o alla fine è giusto, è andato bene così, il quarto posto è stato un buon risultato? Il nostro obiettivo era quello di rimanere nelle zone alte e di migliorare se possibile i punti dell'anno prima. Ne abbiamo fatti di più. Penso che sotto il punto di vista delle prestazioni ci siano state, la mentalità non è mancata, perché penso che abbiamo fino all'ultimo, insomma, penso che la squadra sia stata sul pezzo, penso che il campionato sia stato bello anche per merito del Muggia. Qualche pareggio di troppo l'abbiamo fatto, e quindi niente, dobbiamo continuare così, perché la società vuole che stiamo nelle zone alte dell'eccellenza, e cercheremo di fare del nostro meglio per rimanerci come l'anno scorso, e cercando di far tesoro di quegli errori che abbiamo fatto l'anno scorso, cercando di non ripeterli. Qual è l'obiettivo in un campionato così difficile? L'obiettivo è stare nelle zone alte, cercare di dare continuità. È diventato continuità. ancora più difficile restare in alto? È diventato più complicato, perché sai, metti gli under, togli gli under, metti gli under, togli gli under, e anche noi sai, dobbiamo magari dire di no o lasciare fuori dei ragazzi che l'anno prima ci hanno dato tanto, e quindi questo sarà l'aspetto più difficile, però prendiamo tutto con ottimismo, con la giusta filosofia, con la giusta mentalità, e anche quest'anno cerchiamo di inserire in campo dei ragazzi giovani. Speriamo di aver preso dei ragazzi che possano far bene a questa squadra, ma ne sono sicuro. Già durante questo primo periodo abbiamo visto qualcuno che magari potrà essere utile anche a mister Bortolussi. In una estate così calda, in ogni senso, le conferme valgono secondo me, perché anche fare mercato in eccellenza è una sfida. È una sfida difficile, poi a Trieste è ancora più difficile, perché poi alla fine le squadre sono quelle, sono poche, i ragazzi è difficile che si spostino.
Ma qualcuno si sposta anche più lontano, giustamente, quindi è difficile. Quindi la cosa più importante era mantenere il gruppo storico, l'ossatura fondamentale di questa squadra è quella che dà nervo alle partite, è quella che, come dire, che ha uno spogliatoio coeso e quella che trasmette i valori giusti anche ai nuovi arrivati, e quindi per questo sono molto felice. C'è una favorita quest'anno in eccellenza? C'è un nome? L'anno scorso si diceva un po' di voi, no? Forse anche più di un po', ma poi le cose sono cambiate, perché forse se l'LME partiva così dall'inizio avremmo detto già l'LME. Quest'anno ad oggi c'è una favorita? Ma credo c'è un bel po' di squadre che possono lottare per i primi posti. Mi riferisco a Pordenone, mi riferisco a San Luigi, mi riferisco allo stesso Teor che sembra si è rafforzato, che probabilmente potrebbe fare un'annata simile a quella dell'LME dell'anno scorso. C'è il Monfalcone che si è rinforzato tantissimo e in più tutte le altre, insomma, che sappiamo che daranno battaglia e sappiamo quanto sia difficile portare a casa i 3 punti in questo campionato di eccellenza. Mister, grazie, allora buon campionato. Grazie, anche a te. Abbiamo chiacchierato con il Muzza 1967, con i suoi protagonisti, abbiamo seguito quindi la presentazione e noi ci ritroviamo la prossima settimana per continuare a raccontare questo calcio dilettante anche d'estate. Ci avviciniamo sempre di più al via, intanto noi continuiamo a raccontarvi il calcio d'estate con le presentazioni come abbiamo fatto stasera e fra poco di nuovo con le gare, perché partirà anche la Coppa Italia. Tanto ci vediamo la prossima settimana, sempre dal chiosco 3 di Lignano Pineta. Buona serata. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto l'anno fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto l'anno e fa.